Spostiamoci da San Nicolò invece alla variante di Portogruaro. È stato inaugurato un nuovo tratto di tangenziale. Sentiamo Eutimio Mucilli, capo del compartimento ANAS del Veneto, e Stefano Granati, condirettore generale dell'ANAS. All'inaugurazione di questo tratto di variante, tratto di tangenziale di Portogruaro, c'eravamo anche noi, il servizio. Parliamo ancora della variante di Portogruaro con Eutimio Mucilli, capo compartimento dell'ANAS del Veneto. Tecnicamente è stato impiegato del tempo per realizzare questa variante? Ma senta, è stato impiegato, siamo rimasti nei tempi previsti, nel senso che si è dato inizio ai lavori nel maggio del 2006 e l'ultimazione è avvenuta nel luglio del 2009. Praticamente il lavoro consta nella prosecuzione dei precedenti stralci e diparte quindi dalla rotatoria di inizio lotto di intersezione con la ex 251 e quindi va a immettersi con un'uscita obbligatoria qui in corrispondenza della ex strada statale 463 del tagliamento. È un lotto di circa 1,8 km di lunghezza, gran parte, in parte in trincea, in parte in rilevato e in parte in opera d'arte. È una sezione del tipo 4 norme CNR, quindi con un'unica carreggiata con 2 corsie per senso di marcia, una per ciascun senso di marcia. Adesso che cosa manca per completare la bretella? Adesso manca il quarto lotto, secondo stralcio, che è già stato appaltato e siccome è un appalto integrato è in corso la progettazione esecutiva a cura dell'impresa. Noi come ANAS siamo molto soddisfatti di essere riusciti a realizzare questo penultimo tratto della bretella di Portogruaro. Come noto abbiamo già dato impulso e inizio alla fase di progettazione esecutiva dell'ultimo tratto che permetterà di risolvere completamente il problema di Portogruaro e quindi sicuramente sarà un grande vantaggio per tutti quelli che percorrono queste strade. Ecco, tra l'altro pochi mesi fa era avvenuta l'inaugurazione di un tratto di tangenziale dalle parti di Levada che in qualche modo collega anche questa strada. Sì, assolutamente sì, infatti questo fa parte tutto di un discorso legato all'impegno che ANAS sta mettendo nei confronti del Veneto. Prima citavamo il discorso anche del passante di Mestre, gli investimenti di ANAS programmati ammontano a oltre 6 miliardi di euro, di cui 3 miliardi di euro sulla parte autostradale e 3,6 miliardi di euro, di cui molte nuove opere nell'ambito proprio della viabilità statale.